celebra la grande madre terra che, come una patria, protegge e coccola i suoi figli. Questo suono perciò non è straniero qui, anzi è a casa. Ancora una volta è la storia che ci aiuta a comprendere meglio il significato delle cose. L'organetto diatonico è uno strumento a mantice e si può definire il padre della fisarmonica. Fornito di bottoni, suona contemporaneamente la melodia e l'accompagnamento. Nasce verso la metà dell'Ottocento in ambiente colto e si diffonde grazie alla praticità, al suono melodioso e alla possibilità di essere completo dal punto di vista musicale. Ecco launeddas e organetto suonati dai Sassarini, Vincenzo Canova e Pietro Danno. Quindi non ballo ovviamente, si chiama ballo camminamento, ballo del camminamento.